Un saluto a tutti gli amici della Lega Calcio Friuli Collinare. In questa videoguida andrò a spiegare come inserire pagine ed articoli con i dati costantemente aggiornati della Lega Calcio Friuli Collinare. Come prima cosa inseriamo l'indirizzo del sito della nostra squadra, seguito da /wp-admin. In questo modo andremo a collegarci alla bacheca del nostro sito, quindi colleghiamoci dopo aver inserito i dati. Al menu di sinistra, alla voce plugin, cliccheremo su plugin installati. Scorriamo fino a raggiungere il plugin che si chiama LCFC Multisito, questo qui. È fondamentale per avere le pagine aggiornate sul sito della nostra squadra. Senza di esso attivo non saranno visibili i risultati, le classifiche e le restanti pagine. Quindi clicchiamo su attiva. A questo punto nel menu di sinistra alla voce impostazioni sarà comparsa la voce LCFC multisito. Clicchiamo. Qui andremo ad inserire il codice relativo alla nostra squadra, in questo caso 0343, e poi clic su salva. In questo modo compariranno i codici relativi alle pagine dei risultati, delle classifiche, classifiche marcatori, formazioni, statistiche e calendario. Quindi selezioniamo il codice che ci interessa, ad esempio quello dei risultati, lo copiamo e andiamo a creare una nuova pagina. Quindi pagine, aggiungi nuova, gli mettiamo un titolo, ad esempio risultati, tanto per essere fantasiosi, e incolliamo il codice. Facciamo clic su pubblica e visualizziamo la pagina. La pagina visualizzata conterrà già al suo interno i risultati della nostra squadra, costantemente aggiornati, senza che noi dobbiamo fare più nulla. Abbiamo solamente immesso il codice che il plugin ci aveva suggerito. Quindi possiamo tornare in impostazioni LCFC multisito e ad esempio creare un articolo con la formazione. Quindi selezioniamo il codice relativo alla formazione, lo copiamo e questa volta andiamo a creare un nuovo articolo. Nuovo articolo con la rosa della squadra e incolliamo il codice. Lo pubblichiamo. Possiamo fare clic su visualizza articolo. Ed ecco qua il nostro articolo con la formazione della squadra. Niente di più semplice. Bene, questo tutorial è giunto al termine. Abbiamo visto come creare articoli e pagine costantemente aggiornati con i dati della Lega Calcio Friuli Collinare, quindi a questo punto non mi rimane che salutarvi e augurarvi buon divertimento a creare il vostro sito squadra. Ciao!